grande carrellata di Moscato in tutte le tipologie prodotte, quindi la grande bacca dolce piemontese a Garda è la prima notizia senza dubbio, ma la bella notizia è vedere le diversità e le differenze delle diverse tipologie prodotte e soprattutto si iniziano a intravedere sempre di più le differenze stilistiche e soprattutto dei suoli, quindi a conferma di come sia una zona ampissima e ovunque vocata per poi restituire nei bicchieri una diversa quantità e varietà di timbrica dolce che a volte vira anche su aspetti un po' più balsamici e a volte invece gioca totalmente in favore della dolcezza e piacevolezza, che non significa non riuscire ad essere adatti poi ad abbinamenti più, diciamo, estrosi, mettiamola così, quindi Moscato, bassa gradazione alcolica, piacevolezza, adatto ai giovani e perché no, a tutto pasto.